Ripristinare gli ecosistemi è il tema della giornata mondiale dell'ambiente e l'inquinamento può essere generato anche da fonti insospettabili. Sentiamo Giulia Apollonio e Federica Bambagioni. Veleni, plastiche, petrolio, il drago metallico della nave container che prende fuoco e si inabissa e ora avvelena un angolo di paradiso di fronte alle coste dello Sri Lanka. La giornata mondiale dell'ambiente è stata voluta dall'ONU nel 1974, quando si cominciava a parlare di minaccia ecologica. In questi 50 anni di incidenti come questo ne sono successi molti. Basta ricordare l'Exxon Valdez in Alaska o la Marea Nera nel Golfo del Messico. Ma all'inquinamento propriamente detto si aggiunge un'altra minaccia per gli ecosistemi, che è lo sfruttamento intensivo delle risorse. Deforestazione, pesca intensiva, consumo di suolo, ma si possono riparare gli ecosistemi? Si possono e si devono ripristinare, innanzitutto perché non ci salviamo da soli, ma la specie umana si salva se salva la complessità degli ecosistemi del pianeta. Poi è stato recentemente stimato che ci sia addirittura un vantaggio economico nel farlo. L'ONU stima in 9.000 miliardi di dollari il beneficio che verrà dal ripristino di 350 milioni di ettari di ecosistemi e molto può fare anche ciascuno di noi. Può ridurre il consumo di acqua, può ridurre o eliminare il consumo di carne e può usare i trasporti in modo più razionale. Noi siamo 7 miliardi e mezzo su questo pianeta e quindi anche il piccolo risparmio di ogni singolo, se moltiplicato, diventa enorme. Non solo bottiglie di plastica o fumi di scarico delle auto. A